Raccontaci di Friuli Doc. Friuli Doc per noi, per la Pro Doc di Pantanico, è una vetrina insostituibile. Noi siamo i Frai, abbiamo partecipato fin dalle primissime edizioni, ormai siamo dei veterani di Friuli Doc e ci fa piacere presentare durante questa manifestazione tutto il programma della mostra regionale della mela di Pantanico. E diciamo che è una manifestazione eccezionale anche perché in qualsiasi tempo ci sia, la gente, c'è sempre un afflusso eccezionale di gente. Ok. Siamo nello stand dell'Amaro Favero di Udine con Alberto. Allora, una cosa bella di Udine. Ma a me quello che piace di Udine è il simbolo della città, quindi la statua dell'Arcangelo Gabriele che sovrasta il castello appena ristrutturato qua da noi a Udine. Perfetto. Invece una cosa buona di Udine? Beh, una cosa buona di Udine che posso consigliare sicuramente è il vero Amaro Favero, è un amaro nato nel 71, portato avanti adesso dalla terza generazione, un amaro dal gusto ricercato, deciso, che lascia in bocca un buon gusto amaricante con una buona persistenza, un gusto morbido. Di Udine, a me piace il castello. Uno, via. Allora siamo con Paolo e Davide qua in Piazza Duomo. Allora ragazzi, una cosa bella di Udine. Il castello secondo me, la cosa più bella. È una cosa buona di Udine? La crostata ai noci. E per me gli gnocchi di Gode invece. Perfetto, grazie Grazie. mille. Grazie. Buona passeggiata. Come sei di su po'? Sto prima a fare che... Allora, Piazza Duomo con Francesco ed Erwin. Allora, una cosa bella di Udine. Uno scrigno di cultura e di valore. È una cosa buona di Udine. Una cosa buona di Udine, l'eccellenza friulana, la polenta. Allora siamo con Sara e Chiara. Allora, una cosa bella di Udine. Beh, il centro e la loggia. Perfetto. È una cosa buona di Udine. Dico. Perfetto. Grazie. Allora siamo qua a Udine con... Rossio, Allora, una cosa bella di Udine. la città, la gente, l'allegria nostra, È una cosa buona. il mangiare, la gastronomia, Perfetto. buonissimo. Allora, con Michelino, davanti alla chiesa di San Francesco. Allora, Michelino, una cosa bella di Udine. La cosa bella è il Duomo che siamo qui, noi siamo posizionati davanti. È una cosa buona? E la cosa buona è questo frico e questa polenta che la facciamo come si faceva una volta nelle case. E quindi la tradizione friulana. Quindi è la tradizione vera friulana. Poi ci sono anche altri piatti naturalmente, però questo è uno dei piatti. Piatto forte. Piatto forte. Allora, con Federico in piazza Venerio. Allora, una cosa bella di Udine. Ma sicuramente questo senso di accoglienza, questo clima bellissimo che c'è, credo è una cosa che a tutti ci apre il cuore, no? Dopo questi 2 anni. E a me piace perché vedo che la città ha reagito molto bene e ha accolto molto bene, no? I cittadini, le persone che vengono da fuori, vedo anche molti turisti, quindi secondo me questo è proprio bello. È una cosa buona di Udine. Una cosa buona, ma qua c'è l'imbarazzo della scelta, Io ho mangiato dallo stinco agli gnocchi al frico, chiaramente difficile scegliere. Tutto da assaggiare secondo me, tutto buono. Venerio con Daniela e Giovanni. Allora, Daniela, una cosa bella di Udine. È tranquilla, Perfetto. è vivibile. Benissimo. È una cosa buona di Udine. Le feste come questa che ti permettono di assaggiare un po' tutta la parte culinaria friulana. Infatti andiamo a mangiare il cialciou, che a Udine è difficile trovarlo, insomma. Quindi approfittiamo. Dai, siamo in Piazza Duomo con una compagnia udinese. Allora, una cosa bella di Udine. La birra. È una cosa buona di Udine. Non mi viene, non so. Non ti viene, una cosa buona. Vabbè, la gente.